Oggi è il primo giorno e ci prepariamo con un paio di giorni perché poi mercoledì 19 abbiamo l'amichevole a Tarvisio con la SPAL e con un programmino che abbiamo già dato ai ragazzi di una decina di giorni speriamo insomma di essere in una condizione non ottimale ma che ci permetta insomma di poter ben figurare contro la SPAL, che sono sempre amichevoli che fanno piacere fare e i ragazzi possono avere le motivazioni giuste per cominciare giusto questo nuovo percorso preparatorio al campionato. Poi il 22 andiamo in ritiro a Paluzza, dove il 26 faremo un amichevole con il Pordenone e ci prepariamo in attesa di un'eventuale Coppa Team il 30, quindi sulla base delle notizie che avremo stabiliremo un tipo di preparazione o un'altra e così poi dal 1 di agosto torneremo a casa e da lì cominceremo tutti i nostri percorsi d'allenamento in attesa che si possa avere altre situazioni di gioco, di partite amichevoli, di partite di coppa a seconda di come faremo la Coppa Team. Io credo che sia sempre il primo giorno di scuola per tutti, anche se poi appunto hai cavalcato tante volte questi tipi di situazioni, ma io credo che questa partenza passerà velocemente perché poi quando si mette il piede in campo si va avanti con la testa e la mentalità giusta e spero di poterla trasmettere ai ragazzi. Più che altro, a seconda se ho giocatori per esempio qui, a parte Aliu, altri giocatori non li ho avuti, dove invece ho avuto giocatori che sono stati con me più anni, è chiaro che poi i discorsi cambiano. Oggi io credo che dirò ai ragazzi che ci dobbiamo compattare il più presto possibile perché abbiamo voglia di far bene, abbiamo voglia di essere protagonisti nel campionato e che quindi c'è un'unità di intenti che deve essere fondamentale. Questo lo raggiungi solo se c'è quel gruppo e quella motivazione tra lo spogliatoio che ti permette poi di superare anche i momenti di difficoltà. Quindi chiederò soprattutto una partecipazione e una collaborazione da parte di tutti massimale per poter sopperire alle lacune della mancanza di conoscenza tra di loro e io con loro. Beh, sicuramente con grande entusiasmo abbiamo voglia, almeno io sicuramente ho voglia di partire perché ci aspetta una grande stagione, quindi grande entusiasmo. È un grande mister, l'ho avuto ad Albignasego dove abbiamo fatto una grande stagione, è un mister che pretende molto e sicuramente noi siamo pronti per dargli quello che vuole e niente, siamo pronti. Beh, c'è stato un po' di rivoluzione, però ci può stare. L'anno scorso è andato a livello di risultati, è andato comunque abbastanza bene, però non c'era un gruppo importantissimo, diciamo, e quindi ci può stare cambiare. Questo l'ho valutato la società, quindi è compito loro fare queste cose, noi ripartiamo sempre alla grande, quindi vogliamo fare un grande campionato. Con che obiettivo? L'obiettivo me lo dirà la società, però secondo me comunque stare al vertice.